Ciao a tutti, io sono Tore Caria, ho 21 anni, sono di Bitti e sono iscritto al terzo anno di ingegneria meccanica. Io mi sono candidato appunto nella lista motore all'IRSU per queste elezioni dei rappresentanti degli studenti che ci saranno il 21 e il 22 maggio. Sono sostenuto da un gruppo di amici e insieme a loro vogliamo impegnarci per cercare di andare a fondo delle problematiche che gli studenti vivono. Noi siamo andati nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti, fuori dalle mense, nelle facoltà e abbiamo chiesto proprio a loro, agli studenti, quali sono i disagi che loro vivono in questo momento e che hanno vissuto negli anni passati e che non vogliono comunque continuare a vivere. Fino ad ora, diciamo, non è stato fatto tutto il possibile, secondo me, secondo il mio modo di vedere. Io appunto ho fatto il programma partendo dai problemi che mi sono stati segnalati dagli studenti per cercare di risolvere questi disagi e di proporre nuovi servizi per tutti. Io sono fuori sede, vengo da Bitti, in provincia di Nuoro, mi faccio 3 ore di viaggio. Quindi vivo in prima persona i problemi del fuorisede. Detto questo, voglio occuparmi di tutti, anche degli studenti che sono in sede e degli studenti pendolari. Il rappresentante dell'IRSU appunto deve essere un rappresentante per tutti gli studenti. Come siamo andati, diciamo, nelle mense a domandare i problemi, sono sorti tantissimi disagi, a partire dalle borse di studio, troppi idonei non beneficiari, che probabilmente aumenteranno e vogliamo cercare di diminuire, anzi, cercando non solo di dialogare con la Regione per ottenere più fondi dalla Regione, ma anche dialogare con i comuni, con le province, dialogare con gli enti interessati allo sviluppo della nostra Regione. Poi, per quanto riguarda le mense, appunto, è stato già detto, la mensa di Via Trentino va riaperta al più presto perché qua ci sono tantissimi studenti che vengono dal Magistero, dalla Casa dello Studente di Via Trentino, da Ingegneria, che hanno bisogno che questa mensa venga riaperta al più presto. La mensa di Monserrato è un punto fondamentale. Dobbiamo dialogare anche con l'Ateneo. L'Ateneo in questo momento, diciamo, si sta anche facendo un po' di cassa con il regolamento tasse e i vari regolamenti, quindi penso che ci possa aiutare anche in questo. Il diritto allo studio deve essere garantito a tutti e oltre che essere interesse dell'IRSU come ente regionale per il diritto allo studio è interesse anche dell'Ateneo. Quindi dobbiamo cercare il dialogo con tutti, con l'Ateneo, con le province, con tutti gli enti che possono aiutarci e che possono darci fondi per migliorare la situazione. Per quanto riguarda i trasporti, appunto, i comuni possono tranquillamente dare un rimborso spese. Lo danno alle superiori, non vedo perché non lo possano dare agli universitari, visto che è ancora più difficile per gli universitari mantenersi. Per un fuorisede è molto difficile. Peraltro, non so, adesso voglio dare spazio comunque alle domande che mi verranno fatte per poter rispondere al meglio. Io mi sono candidato perché voglio essere rappresentante di tutti gli studenti, non di una parte di studenti, non di 3.000, 4.000, 5.000 studenti che vanno a votare, ma di tutti gli studenti. Studiare è un diritto che tutti hanno, è un valore che tutti devono sfruttare. Gli studenti sono un valore da valorizzare, sono una risorsa da valorizzare per la crescita del nostro Ateneo e della nostra regione e del nostro paese. Io vi chiedo un aiuto con il voto perché per impegnarmi in prima persona ed essere lì a combattere, diciamo, per gli studenti ho bisogno del vostro aiuto e del vostro voto. La mia lista è la lista numero 1, motore all'IRSU. Grazie.